Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati. Insomma, siamo molto contenti, siamo anche su Sky 222 per chi ha questo tipo di servizio e insomma tanti ascoltatori, tanti telespettatori che aspettavano questo momento. Noi speriamo di potervi ripagare con professionalità, con simpatia e insomma ci terremo compagnia anche quest'inverno. Ilenia, abbiamo parlato la scorsa settimana di Vittorio Veneto, il ciclocross, eccetera. Però la domanda che ti voglio fare io, che a me emoziona, non voglio prendermi i meriti perché sono oltre 20 anni che peroriamo la causa del ciclocross come disciplina olimpica, però bisogna avere gli uomini che hanno il coraggio di affrontare, e anche benedetti dal territorio, una occasione di questo genere. Parliamo di Vermiglio, parliamo di Valle di Sole e parliamo di questa eccellenza. Il Trentino, tu in qualche tempo fa hai detto, lo scorso anno l'Emilia Romagna medaglia d'oro, quest'anno il Trentino. Sì, sicuramente una valle che ci ha regalato soprattutto negli anni e soprattutto direi nel fuoristrada tante soddisfazioni. Quest'anno ci sono stati i campionati del mondo di mountain bike, ma il gruppo guidato da Sergio Battistini ha accolto questa sfida. Una prova totalmente sulla neve, 11-12 dicembre, tappa italiana di Coppa del Mondo che torna dopo tantissimi anni perché l'ultima fu a Fiuggi organizzata da Fausto Scotti, con un percorso totalmente innevato. Sicuramente qualcuno da sopra ha dato una mano perché di neve ce n'è tanta, ce n'è tantissima, quindi non devono neanche ma oltretutto avrebbero anche, loro hanno anche i cannoni sparaneve. Certo, ma infatti la prerogativa di questa Coppa del Mondo era la presenza comunque della neve, ci fosse stata artificiale oppure no. In questo caso è naturale, quindi un grande spettacolo, anche perché servirà come test event per l'Unione Ciclistica Internazionale per presentare la candidatura del ciclocross come test event alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Io dico sempre una cosa, noi i miei meriti, i tuoi meriti, i nostri meriti, me li prendo tutti quando abbiamo fatto delle cose e abbiamo detto delle cose, come abbiamo detto tante volte, sarebbe bello. Vorrei che seguiate tutti quanti, anzi poteste seguire tutti quanti live, sarebbe tanta roba, ma anche da guardare la cronaca, speriamo sia in diretta, perché? Perché bisogna poi dare merito agli organizzatori che ci hanno messo un grande coraggio, perché ci va coraggio intanto ad organizzare, ma soprattutto è una scommessa che si può vincere, perché abbiamo Milano Cortina, perché veramente è una disciplina, e qua voglio aprire una piccola, vorrei che capisse la gente più che te, io so che tu la capisci, ma come disciplina olimpica un ciclocross potrebbe portare 70-80 mila persone, vale a dire la finale di Coppa del Mondo Italia-Brasile. Schiaffiamocelo in mente, perché bisognerà poi dopo dire gli alberghi non serviranno soltanto quelli del comprensorio, ma a valanga lavorano tutti gli alberghi di tutta quanta la valle e oltre. Ma guarda, io ho parlato proprio con Sergio Battistini, con Davide Evangelista che sta curando la comunicazione con Vitesse dell'evento, e diciamo che l'acquisto dei biglietti sta andando bene, c'è la possibilità ancora di prendere i biglietti, tra l'altro hanno messo anche un prezzo politico, 10 euro, insomma, e fino ai 12 anni l'ingresso è gratuito per tutti i bambini, quindi una cosa a mio avviso bellissima. Ma la gente stava aspettando, addirittura arrivavano, mi ha detto, delle mail per chiedere quando aprite la biglietteria per questo evento. Spot fruit e poi torniamo. Lo mandiamo.
Ben rientrati, spot Fruet, perché tutti mi dicono col cuore tenero per Martino Fruet, anche in qualche cronaca, se avete avuto il piacere e soprattutto la pazienza di ascoltarla, io ho il cuore da lui, perché è il simbolo della giovinezza, della Ma anche del purezza. chi meglio di lui poteva al di là che è trentino, quindi sì. rappresenta la sua terra, non ha mai rinnegato la sua terra. Certo. Lui è un trentino e ha sempre avuto Ed è un crossista. È un crossista, un biker. Chi meglio di lui può rappresentare sì. un evento di questo tipo? Lui, tra l'altro, a mio avviso, è la dimostrazione di come ci si può divertire in bici, ma soprattutto come si può sfruttare la bicicletta, perché fa le bike, Certo. fa il cross country, ha fatto le marathon, ha fatto qualche gara su strada, fa il ciclocross, quindi chi meglio di Martino? Torniamo alla domanda che voglio che tu dia una risposta più concreta, nel senso più larga possibile. Ho detto nessuna manifestazione a livello olimpico può portare 60, 70, 80 mila persone, di tutte le discipline. Adesso c'è il curling, c'è il salto con gli sci, porta migliaia di persone. Una disciplina come il ciclocross sarebbe come portare veramente la finale di Coppa del Mondo di calcio. Allora, il discorso è molto semplice, il cross perché sta piacendo? E da dove arrivano poi dopo gli interessati? Allora, il cross sta piacendo perché è facile di comprensione, percorso corto, gara che può cambiare da un momento all'altro. Il doppiato va fuori. Esatto, quindi è già facile da capire. Unisce una cosa, quando abbiamo Brocci, è venuto Brocci, ti ricordi che ha detto il vecchio, cioè il senso del ciclismo della fatica, ecco il cross la raggruppa tutta, perché in condizioni come quella di Coppa di Besançon, oppure anche La solo popolarità vicina come alla gente. Vittorio Veneto, ti fa capire che è uno sport di fatica, ma il cross in questo momento, grazie anche ai tre, che io chiamo i tre dell'Ave Maria, però che sono in effetti i tre più rappresentativi in questo momento del ciclismo, Certo. perché se tu devi chiedere a un pubblicitario chi sono i ciclisti più rappresentativi, ti fanno 7-8 nomi, e sono Sagan, Sì. che è nato dal ciclocross e ha fatto la mountain bike anche, Alaphilippe, che è nato anche lui dal ciclocross, poi è passato alla strada, Mathieu Van Der Poel, che è uno tra l'altro dei più pagati anche dal punto di vista pubblicitario, che fa cross, campione del mondo attuale, Wout Van Aert, che fa cross e fa strada, Thomas Pidcock, che fa cross, strada e mountain bike come Mathieu Van Der Poel. Aggiungici Tadej Pogacar, secondo me, e chiudi un cerchio, no? Se consideriamo che E anche Iserby mi pare che sia lì. No, ma se consideriamo comunque che Tadej Pogacar comunque ha fatto ciclocross da giovane, anche certo. lui. Adesso io tiro sempre fuori queste cose un perché, po'. perché a me piace, però non è che sono tirate per i capelli, sono delle realtà, Sì, ok? sì. Io aggiungo. Sai chi, no, l'ultima poi chiudo. Sai chi si sta approcciando? Chiatoschi. Sì. Chiatoschi sta facendo L'ho delle gare di visto, l'ho ciclocross. visto. Allora, siccome il prossimo anno, a mio avviso, sarà l'anno del gravel, perché c'è questo circuito dell'Unione Ciclistica Internazionale, di cui ho avuto anche delle indiscrezioni molto interessanti, che secondo me raggrupperanno veramente tanta gente, tanta, quindi non sarà un circuito solo per i professionisti, ma sarà aperto, a largo ampio. Visto che è l'anno, penso il prossimo anno sarà l'anno del gravel, è anche l'anno, e sta diventando sempre di più l'anno del ciclocross. Sì. Basti pensare che c'è anche il Messico che ha una nazionale, quindi non più solo i paesi nordici, ma anche dei paesi caldi che... Guarda Ilenia, io so quello che dici, ma io aggiungo Iserby perché mi è piaciuto tanto nella scorsa prova di Coppa del Mondo, e la Balsamo perché hanno confezionato un bellissimo video, GSG che è il suo sponsor ufficiale, la vestiario di GSG, e lo mandiamo in onda perché c'è anche la Balsamo, ci sono anche le donne. Il mio primo ricordo della bici risale a quando avevo circa 6 anni. Un amico dei miei genitori aveva un negozio di bici e con loro andavo spesso lì. È stato un colpo di fulmine con una bici rossa, brillante, decisamente più grande di me. Per mesi e mesi, ogni volta che capitavo in quel negozio, chiedevo di toglierla dal cavalletto per vedere se le mie gambe erano diventate lunghe abbastanza per raggiungere i pedali.
Quando quel giorno è arrivato, quella è diventata la mia prima bici. E sicuramente non l'ultima. Elisa Balsamo ad ascoltare l'inno d'Italia. Rita piemontese, nata a Cuneo nel 1990. Quartetto rosa. Per me essere un atleta significa dimostrare qualcosa alle persone che credono in me. Significa avere fame di fare sempre meglio. Significa voler sentire il vento e fischiare sempre più forte attraverso il telaio della bici. Quando ho vinto il mondiale juniores mi sono sentita per un momento felice e svuotata. Poi ho capito che quello che mi sembrava l'obiettivo in realtà era solo il punto di partenza. Era arrivato il momento di correre con le grandi. Era il momento di una nuova stagione di sfida e sacrificio. Quando si avvicina al traguardo ci sono dei momenti in cui i muscoli delle gambe sembrano andare in fiamme. Il dolore è quasi insopportabile. E proprio in quei momenti, quando il tuo corpo ti chiede di smettere, che bisogna dare il massimo per raggiungere quello che pensavi fosse impossibile. Elisa Balsamo wins the world title for Italy. Perfection in the finish for Italy. Ci sono anche le donne, amici sportivi. Ci sono anche le donne, amici sportivi. Lo dico 3 volte, ci sono anche le donne, ma non soltanto nel mondo sportivo, e non dobbiamo ricordarci delle donne in maniera anche tante volte stupida. Io ho visto delle cose anche in televisione di quel fenomeno che ha toccato il culo a una signora, a una giornalista, che l'hanno beccato, ma non è quello, perché poi dopo, e poi sono preso anche col cronista che ha detto porta pazienza. Io non sono di quelli, è una questione mentale e culturale, cioè non si può arrivare nel 2021 ancora a discriminare chiunque, perché oramai è aperto, il mondo è open. Vediamo che in televisione è sempre più trash, nel senso che vediamo, ma perdonatemi, il Grande Fratello VIP, che sono modelli che fanno nausea, sono veramente un insulto all'intelligenza umana, un insulto anche alla crescita dei nostri figli, perché è inutile che noi ci mettiamo a fare sport, cercare di dare dei modelli, perché poi passiamo anche per dei pirla, hai capito? Per cui a me dispiace a 64 anni passare per stupido. Ci passo volentieri, però le cose dobbiamo pure dirle, perché davanti alla televisione ci sono i bambini e i bambini sono una responsabilità di noi adulti, e se noi adulti facciamo le schifezze in televisione, cosa cacchio gli diamo a questi bambini in cambio? Noi gli diamo la Balsamo. Il problema è che dovrebbero esserci più trasmissioni che danno spazio al sacrificio e alla dedizione vera di queste ragazze, come in di queste Cini negli anni atlete. 60 andava a intervistare chiaramente Allora, le se ti persone ricordi, più disagiate. Una delle medaglie olimpiche nel canottaggio aveva un po' estraniato il suo totale, come dire, dopo una medaglia olimpica, quindi dopo 4 anni di lavoro, non riuscire neanche a portare a casa qualche sponsor base, è stato un grande rammarico per certe federazioni, certo. no? Quindi l'obiettivo dovrebbe essere sì di ricordarsi degli sport tutto l'anno e avere attenzione. non solo alle Olimpiadi, anche perché, ripeto, dietro i risultati ci sono anche anni e anni di sacrifici. Caro governo, quando si parla di welfare, si parla di questo. Dobbiamo, anzi avete l'obbligo di cercare veramente di premiare quelle gesta, quelle persone che sono dei modelli. Mi pare che anche un italiano che ha vinto i mondiali in pista sia in cerca ancora di accasamento, io non faccio nomi. Bertazzo. Oh beh, l'hai detto tu. L'ho detto io, ma beh, Liam ma si Bertazzo sa. è Ecco, normale. io trovo inconcepibile dove cacchio una cosa, viviamo? Io trovo inconcepibile una cosa di questo tipo. Ma Guarda, non mi ci capaciterò mai. Non ci sta. Non mi capacito di questa cosa perché, ripeto, dietro un risultato ci sono anni di sacrifici
e questi ragazzi hanno scelto, quando questi ragazzi non scelgono la strada come disciplina principale, ma scelgono o il cross o la pista o la mountain bike, lo fanno perché principalmente è una questione di cuore. Io lo dico sempre, sarà un po' melensa a dirlo, però è una questione di cuore. Ilenia, il ti dirò brutto di è più. che spesso sono, come dire, farebbero prima magari accontentarsi di essere dei numeri su strada che non di scegliere il cuore e diventare delle eccellenze da altre parti. Ma ti dirò di più, guarda che la gente non è stupida. Allora, facciamo un paragone con il calcio, che è più acclamato, più pagato, è anche un cinepraio, certe cose le diventano cinema. Però il vero giocatore, quello di talento, diventa più popolare degli altri. Ibrahimovic ce n'è uno, no? Ha 40 e passanni, Buffon, e quando Ibrahimovic dice ho 40 anni, cammino come un vecchio di 90, perché i dolori sono fortissimi, perché anche quello, il calcio è uno sport veramente duro, di sacrificio, anche, sì. di contatto, però la voglia è di fare il sacrificio, quello è un modello, la gente lo percepisce tale, e io esorto il ciclismo a tornare più popolare, perché la strada sta perdendo questo contatto, dove lo sta acquistando la mountain bike e il ciclocross. Noi amiamo tutto il ciclismo, però ricordiamoci che è bello, le 6 giorni sono belle se c'è all'interno un paddock dove si mangia, dove c'è gente, dove c'è il contatto col corridore. Io me lo ricordo negli anni 90, mangiavano gli ospiti e c'era Hübner, c'era Cannone, che se lo ricorda anche lui nelle cronache, avvicinare più possibile il fenomeno, il nostro idolo. Ma infatti secondo me c'è un po' di ostruzionismo, sto notando questa cosa, nei confronti di quelle discipline che adesso stanno piacendo tanto ai giovani, no? Quindi hanno tutta l'attenzione, perché al di là di Pidcock, Van Aert o Van der Poel, in effetti tu vai in un campo gara e hai Paola Pezzo che ti saluta, ieri a Vittorio Veneto c'era Pellizzotti con la bimba, c'era Alessandro Ballan con la sua bimba, vai al Giro d'Italia ciclocross, trovi Michele Bartoli, e sono delle situazioni che normalmente, devo dire la verità, su certe gare dei professionisti su strada non vedi, perché sei completamente schermato da chi ha il pass e chi non ha il pass. Sei in un pollaio. No, ma chi ha il pass e chi non ha il pass, quindi chi ha il pass vede tutto, chi non ha il pass vede da lontano. No? Oggi andiamo con il pass, oggi va di moda. Però il discorso è che l'ostruzionismo che sto vedendo anche da parte di certa stampa, perché continuare a fare degli articoli su ipotizzare quando si finirà Wout van Aert, o se Van der Poel deve fare una scelta. Se Van der Poel va bene fare 3 discipline, chi siamo noi per andare a fare dei voli pindarici? Sono d'accordo con te. Piuttosto raccontiamo quello che sta accadendo, raccontiamo che abbiamo, secondo me, un'Italia di giovani che sta venendo su forte, sia su pista che nel ciclocross, che nella mountain bike. Guardiamo quello che fanno gli altri. Quest'anno nel cross ci sono delle ragazze. Impariamo e portiamocelo in Italia. Cioè, ad esempio, non c'è solo Marianne Vos. Quest'anno farà cross anche Lorena Vibes, che è una delle migliori velociste che c'è a livello mondiale. Lotte Kopecki, che è passata dalla pista alla strada, farà ancora un po' di ciclocross. Lo stesso Kwiatkowski. Cioè, io sono rimasta quando, sai, Ineos la vedi come una squadra votata a strada e pista. Non è vero. Togliendo Pidcock. Invece non è vero. Più alti sono, più umili sono, come i grandi personaggi che abbiamo ascoltato, hai sentito la settimana scorsa. Certo che ho sentito. Io sono rimasto commosso. Anch'io dall'intervista di Ernesto Mi ha stretto il cuore, e mentre la montavo l'ho detto, veramente mi scappava una lacrima, perché è qualcosa di straordinario. Più in alto sono i grandi uomini, più umili sono. Con umiltà andiamo a Vittorio Veneto, dove comunque il signor Giacomo Salvadore ha allestito un percorso dei suoi. Molto bello. Posso dirti, io ho fatto tanti anni di Vittorio, ho fatto anche i 2 campionati italiani, parlando un po' anche con tutti i ragazzi, le ragazze, devo dire, do un giudizio tecnico, il più bel tracciato degli ultimi anni, direi da quando io corro, cioè 15 anni. Vittorio, tracciato così, è molto simile al primo campionato italiano che abbiamo fatto, ti parlo di 20 anni fa. Poi col maltempo si è reso veramente molto difficile, molto tecnico. E io lancio una sfida anche a chi magari non esce dal proprio orticello, perché sono anche stanca di leggere che in Italia non abbiamo i percorsi. Non è vero. È ovvio che se
qualche giornalista non va fuori dalla Toscana, tanto per fare un esempio, e continua a dire che i percorsi in Italia fanno schifo. Invece basta uscire, basta vedere. Guarda, Perché di percorsi ce ne sono di molto belli. io ho iniziato con una nuova frase che farà sicuramente clamore e la ricommenteremo anche quando commenteremo i professionisti di Vittorio Veneto insieme all'amico Martini, per cui bisogna sporcarsi le scarpe per pulirsi gli occhi. Se non ti pulisci gli occhi non sai di cosa stiamo parlando. E a Vittorio Veneto, insomma, chi si è sporcato le scarpe ha potuto veramente far brillare gli occhi e farseli brillare gli occhi. Vittorio Veneto. Immagini innevate, quindi le cime vicino a Vittorio Veneto ci hanno regalato una scenografia incredibile per questa che è la terza prova del Mastercross Selle SMP, con la partenza di tutte le categorie amatoriali, quindi fascia 1, fascia 2, fascia 3 e poi completeranno le Master Woman. Vi proporremo le gare appunto amatoriali giovanili. Per quanto riguarda la cronaca delle donne Open Junior ed Elite vi diamo appuntamento con Rai Sport settimana prossima. Intanto il Mastercross è decollato alla grande, tante sono le maglie da mettere in mostra, abbiamo proprio visto quella di Giuseppin che è partito davanti a tutti insieme a Graziano Bonalda, e abbiamo visto in questo momento, anzi vediamo in questo momento Dal Grande e Mariuzzo cosa faranno, perché ricordatevi che Beppo Dal Grande su questi terreni si trova non bene, come veramente un giaciglio per lui, e quindi ci divertiremo anche con lui, con Zoppa, con Mariuzzo, e partono intanto le donne master, e qua veramente abbiamo un po' il gota di quello che sta venendo fuori in questi mesi dalla Soligo, che sta facendo gara a sé. Oramai questa è diventata un'elite, secondo me potrebbe tranquillamente partecipare con le donne elite, un percorso il suo che è passato dalle prime gare che erano, diciamo così, abbastanza opache, adesso non teme confronti, sta andando via veramente come un cacciatorpediniero. E intanto vediamo le prime scaramucce con Cancherini, Del Missier, Del Riccio, Ferrazzo e Sereni nella fascia 1, e vediamo come sono costretti a correre. Ancora bella la corsa nelle prime battute, nelle prime tornate, ma vediamo quanto è difficoltoso questo percorso, perché veramente quando si dice ciclocross, insomma, la patria è un po' Vittorio Veneto, ma certo che qua poi dopo hanno anche questi avvallamenti, queste colline proprio quasi a gradoni che ben si prestano con queste contropendenze per poter stilare e disegnare un gran bel percorso di ciclocross. Vediamo com'è difficile stare in piedi, come bisogna stare veramente con un baricentro spostato, ne sa qualcosa Matteo Cancherini, che lì davanti si è messo in pompa magna, sta veramente dettando i ritmi della gara, non con qualche difficoltà, ma d'altronde lo vediamo, anche Carmine Del Riccio, ma anche Del Missiere e Ferrazzi hanno alcune difficoltà a stare in piedi in questo, con un fango scivolosissimo, perché ha piovuto veramente per tanti giorni. Qua davanti Deborah Soligo, che va molto bene col suo passo, bene anche Lenia Lazzaro, bene anche la Selva, che insomma è lì, che sta studiando esattamente quando sarà il momento per attaccare. Dico la verità, questo è un fango talmente particolare, ma lo vedremo anche nelle gare successive, qua si affonda la scarpa, e per tirarla fuori bisogna fare un po' come le bottiglie di spumante, stappare la scarpa dal fango, e quindi credetemi è tantissima fatica. Abbiamo visto anche Zoppas poco più indietro, e quindi qua Mariuzzo e anche Beppo Dal Grande che è leggermente attardato, lo vediamo la sua faccia, io lo conosco così da 30 anni, quella faccia che sembra sofferente, invece è una faccia, diciamo, di quelle che sta godendo il momento. Brava anche la Deborah Soligo, la ragazza con le orecchie, io me la ricordo da G1, G2, G3 fino ad arrivare anche a tanti successi che ha fatto nelle categorie giovanili. La vediamo volentieri. Ancora un passaggio per quanto riguarda la fascia 1, e vediamo proprio Cancherini e Del Missier col numero 5 che lì tallona da vicino, e quindi andiamo a vedere cosa succederà da qui a poco. Era Sereni, ancora passaggi per quanto riguarda Gasparetto, Stefano, e poi via tutti gli altri, e andremo a consolidare quello che saranno i favori dei pronostici, oppure se qualcosa accadrà. Qua nella parte da correre ancora Cancherini seguito da Del Missier, poi dopo abbiamo ancora Del Riccio, ma Sereni che lo sopravanza di poco,
e quindi anche qua la gara è molto aperta perché ci sono 5 atleti nel giro di pochissimi metri. Brava ancora Deborah Soligo che sta disegnando bene le sue curve, le sue anche ambizioni rese possibili anche da Roberto Dalla Valle, anche col figlio Tommy Dalla Valle che la stanno seguendo. Stanno facendo un lavoro veramente egregio, io li ringrazio a nome del popolo sportivo, non da cronista, a nome del popolo sportivo, perché si prestano e sono sempre lì. Ancora vediamo com'è difficile stare in piedi, anche se sono passato soltanto 2 giri, ma sono 2 giri, come diceva anche Giacomo Salvadoro settimana scorsa, che rimarranno nelle gambe. Intanto la Francesca Selva ha superato, la Chiara Selva ha superato la Ilenia Lazzaro, per cui lei si mette in seconda posizione e l'Ilenia Lazzaro, la vedremo forse da qui a poco, ha perduto qualcosa. D'altronde ci sta un po' il copia e incolla degli anni scorsi. Sarò curioso di vedere nell'avvicinamento ai campionati italiani come sarà il gap, se la Ilenia riuscirà anche a recuperare allenandosi un po' di più, certamente, perché qua se non ti alleni il ciclocross non fa sconti. Poi specie Vittorio Veneto, se non sei allenata gli sconti non te li fa proprio, perché qua gli sconti li fai soltanto a nessuno, perché il terreno è questo. Guardate che difficoltà anche stare in piedi, questa è una pendenza, contropendenza. Stare in piedi qua, ragazzi, è tanta roba. Cancherini, vediamo, è un fenomeno questo ragazzo, non è neanche vecchio, ricordatevelo, è uno che si potrebbe ben comportare con gli elite. Quanta fatica stanno facendo nelle rive, in questi scollinamenti, sia lui del Missiere, del Riccio, Sereni, Lavarda, Gasparetto e Pirazzoli, tanto lavoro per quanto concerne gli uomini. Ai box, altro passaggio, oramai soltanto più un giro al termine e vediamo che passano tutti quanti, insomma, veramente con abbiamo visto anche Antonio Izzo con una faccia, e questo è, attenzione, Beppo Dal Grande, ragazzi, potrebbe essere quasi primo assoluto ed è partito tanto dietro, ha sopravanzato un certo Mariuzzo che non è l'ultimo arrivato nella fascia 3, abbiamo visto anche Gabriele Fabris, e poi dopo seguono sicuramente Cottin e Zoppa, Cottin con la maglia di leader. Ancora un'altra girata per Cancherini, il quale veramente sta facendo una bellissima gara e ha staccato definitivamente Del Missier, e quindi lo vediamo proprio in questa fase dove sta cercando di consolidare il vantaggio e soprattutto di poter portare a casa questa meritatissima vittoria. Ancora all'inseguimento un inossidabile Sereni Alessandro e via via tutti quanti gli altri atleti. Ultime fasi queste di corsa con Sereni, lo abbiamo visto, inseguito dal numero 4 e quindi sempre fascia 1 del Missier, Carmine Del Riccio leggermente affaticato, e man mano tutti quanti gli altri. Guardiamo che abbiamo un Beppe Dal Grande che ha fatto una gara strepitosa, lo vediamo impegnato in questa salita, in contropendenza, la prende addirittura in bicicletta, è in equilibrio perfetto, questo è il suo terreno. Quando qua si dice la classe, l'esperienza, è tutto in un unico sodalizio, Beppe Dal Grande, perché questi sono coloro che hanno fatto la storia del ciclocross e che ancora oggi, perdonatemi, mi emozionano esattamente come mi emozionano i grandi interpreti del ciclocross. Mi dispiace, per me, io credo che dobbiamo tutto a loro, quello che è il successo di oggi di questa disciplina, delle ruote grasse, delle ruote infangate, delle ruote importanti. Andiamo a vedere ancora oramai fasi conclusive di questa bellissima gara veramente emozionante che ci hanno regalato gli atleti master. Abbiamo detto, sono tante le categorie, è un castigo perché sarebbe bello farli partecipare veramente ognuno con la sua categoria. Sono troppe, veramente troppe, 4 categorie
in un'unica soluzione, anche per una questione di rispetto da parte degli atleti, di questi che poi dopo sono atleti ma anche clienti, perché pagano un voucher, pagano un biglietto per poter partecipare. Flavio Zoppas, bellissima anche la sua performance, perché ricordiamo che abbiamo detto qua bisogna essere dei selezionatori. Intanto Calcherini vince e straconvince, e subito dietro, appena doppiata, abbiamo visto la Deborah Soligo che va a vincere incontrastata, dando 16 secondi a Chiara Selva e 1 minuto e 22 alla Ilenia Lazzaro, mentre continuano gli arrivi fascia 1 del Missier, Del Riccio, poi seguono Ferrazzo, Sereni e Lavarda. Sono contento di rivederlo, perché anche lui è uno che ha anni che si sbatte parecchio. Eccolo qua, Carmine Del Riccio, si sbatte parecchio. Intanto vediamo anche Sereni che taglia il traguardo. In questo momento vediamo anche l'Ilenia Lazzaro, la tardata di 1 minuto e 22 secondi, perdonatemi. Ancora Bonalda Graziano, fascia 2, che va a vincere su Sergio Giuseppin e Giuliano Rizzi. Lui è un certo Beppe Dal Grande, vince non alla grande, alla stragrande su. E intanto vediamo adesso Sergio Giuseppin, quindi è arrivato, poi abbiamo Mariuzzo, Fabris, Zoppas per quanto riguarda la fascia 3. Ci perdonate, non abbiamo le immagini, queste sono i podi delle varie categorie, fascia 1, 2, 3 donne master, e quindi complimenti a Dal Grande che ha fatto una gara strepitosa. Continuiamo con le gare della giornata, della mattinata, a questo 37esimo Gran Premio. Città di Vittorio Veneto, terza prova, quindi Master Cross SLSMP. Siamo con la categoria degli esordienti, partecipano solo loro, quindi una gara che si delinea un po' più chiara rispetto a quella che abbiamo precedentemente commentato. Partono in tantissimi, li vediamo. Continuiamo a dire che il ciclocross è la disciplina sportiva che è cresciuta maggiormente nel panorama del ciclismo italiano. Non voglio dire mondiale, perché è inutile che facciamo i paragoni col nord, ma in Italia ha avuto una crescita esponenziale davvero impressionante. Intanto, per quanto riguarda gli esordienti, vediamo Ceccarelli, Viotto, Tassi, poco più, lo vediamo adesso con la maglia di leader, Pezzolosola, Patrick, che mi pare abbia avuto un inconveniente appena partito, e quindi tutti quanti qua, questi girini che ci stanno veramente facendo brillare gli occhi, perché hanno la consapevolezza che oggi è una giornata dura per loro, perché pioveva fino a poche ore prima, un fango tremendo, una fatica tremenda, però loro si alzano la mattina, perché quello che vediamo è la mattina intorno alle 10, ma devono alzarsi a buon'ora, come d'altronde tutte le mattine quando vanno a scuola. E quindi un segnale questo, che non è importante perché uno vinca o meno, per la carità, è giusto anche vincere, intanto un fuoriscia di Patrick Pezzorosola, ma dà la dimensione dell'abitudine al sacrificio. Intanto Capitomboli anche a sud della gara, e intanto Patrick Pezzorosola prende le redini in mano della gara e dice: beh ragazzi, io sapendo né leggere né scrivere, vedo che c'è un po' di traffico, ne ho e vado. Bravissimo, veramente un bel corridore questo, ricordiamo un esordiente con la maglia della Mastercross, lo vedremo poi ai campionati italiani, e seguono lì un po' arrancanti, intanto ancora cadute, Favero, Ceccarelli, Viotto, Tassi, Zanandrea, ma si cade, si rialza, e questo è il leitmotiv. Quindi un complimento sicuramente a questo atleta che casca, si rialza e vuole andare avanti. Giusto, giustissimo. Siamo con te, con tutti i ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi e di sacrificare anche il loro tempo, che potevano andare con gli amici a sbighellonare via il sabato, la domenica mattina, e invece sono qua a fare dello sport. Non diventeranno campioni, chi se ne frega, diventeranno sicuramente uomini. Io conosco soltanto ragazzi che anche sono arrivati, hanno fatto fino agli junior e poi sono smontati in bicicletta, sono ottimi padri di famiglia,
ottime persone, veramente dei modelli per la società. È questo che noi ci importa, poi del resto se diventano campioni li osanneremo per le loro gesta, ma siamo felici dei percorsi che i genitori riescono a far fare a questi ragazzi. Abbiamo detto categoria esordienti, ancora Patrick Pezzarosola, figlio d'arte sia di mamma che di papà, va a vincere sicuramente questa gara se non capita nulla, perché ha più di un minuto di vantaggio rispetto a Ceccarelli, Favero, Viotto, insomma, come si dice, li ha messi tutti un po' in riga. Abbiamo adesso proprio visto Edoardo Tassi che viaggia con 1,40 di ritardo, ancora queste piccole asperità dove pare che la bicicletta si debba spaccare in quattro, e anzi tenete conto anche di questo, sono biciclette che sono costruite per resistere anche a questi stress. Quando dicono costano tanto le bici, andate a comprare quelle al supermercato e dite con troppo costo, 100 euro mi sono comprato la bici. No, ti sei comprato un cancello, anzi manco, perché alla prima attrito si spaccano in due e fanno male alla salute, specie per poi se li diamo in mano ai nostri figli. Spendete un po' più soldi e andate a comprare biciclette serie. Questo è un consiglio spassionato e lo vediamo da queste immagini, perché una bicicletta che resiste agli stress vuol dire che è sicura anche su strada per chi deve andare a scuola, quindi non ci stanno né temi di smentite, comprate sicuro. E intanto ancora la bella vittoria oramai di Patrick Pezzarosola che sta andando via come una lippa. Intanto vediamo questa bella pedalata, lì sotto c'è Ceccarelli, Viotto, Tassi e Zanandrea che vogliono cercare almeno di ridurre il gap, mentre Patrick lo vediamo oramai che assapora, ha addentato la vittoria degli esordienti, sarà sicuramente sua. Abbiamo detto, se non succede nulla di strano, intanto giustamente il regista si sofferma anche sulle caratteristiche tecniche del percorso. Abbiamo visto veramente questi avvallamenti e questi scollinamenti, mentre andiamo a vedere chiaramente Patrick Pezzarosola oramai lì a pochissimi metri dal traguardo, va a vincere anche questa gara, diventa sempre più leader del Mastercross SLS-MP, bravissimo, una vittoria più che meritata. Aspettiamo Paolo Favero, tanto i complimenti degli amici e anche dei colleghi di viaggio. Paolo Favero con 1,22 di ritardo su Brian Ceccarelli, che lo vediamo con la maglia dell'Olimpia Valdarnese. Poi abbiamo Mattia Viotto e col 111 Edoardo Tassi, Zanandrea Leonardo, Scuderi, Villa, Falciani, Tonizzo chiudono la top 10 di questa gara. Esordienti, podio e maglia per Pezzarosola, Patrick, Favero e Ceccarelli, secondo e terzo. 37esimo Gran Premio Città di Vittorio Veneto, quindi prova Mastercross, terza prova del Mastercross SLS-MP, e siamo con la gara dedicata agli allievi, quindi allievi maschi al primo e al secondo anno, e quindi qua andremo a vedere i grandi momenti dove ci terranno compagnia Fregata, Travella, Fantini per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, mentre Brafa, Vaccher, Duregon, Fabro, Carli sono un po' gli atleti della allievi al primo anno. Aia, una piccola caduta, niente di che, perché comunque ci sta, nelle partenze succede spesso, e quindi ci si rialza come al solito e si parte. Non bisogna mai mollare, come dicono anche a Bergamo, mai mollare, perché e questo è il motivo del ciclocross, il fatto di crederci fino all'ultimo, e fino all'ultimo può succedere qualcosa, un po' come nella vita, ti può andare tutto liscio, ogni tanto c'è qualche impedimento, qualche incertezza, ma si va avanti come sta andando bene Brafa, inseguito da Duregon, una bella gara anche per quanto riguarda Pietro Duregon, che gli è attaccato come un'ombra. Poi seguono Vaccher, seguono anche Fabro. Per quanto riguarda invece gli allievi al secondo anno, continuano con gli allievi al primo anno questa carrellata, un'altra caduta, ma d'altronde ragazzi, stare in piedi qua era veramente qualcosa di incredibile, era impossibile. Pensate, noi siamo qua con l'allenamento, io lo commento, voi a casa
state guardando una cosa, non è corrono, ma provate voi ad andare, bisogna veramente sporcarsi le scarpe per pulirsi gli occhi. Se non ti sporchi le scarpe non riesci a capire quello che stanno facendo questi corridori e questi atleti, ma tutti, dalle categorie abbiamo visto, dagli esordienti fino ad arrivare ai più grandicelli. Tanto Travella con il numero, no scusate, questo era ancora Duregon e Brafa. Qua poi abbiamo visto Fantini, Travella, Fregata e Stenico. Questo è proprio con il dorsale numero 2 e Stenico. Mattia, degli allievi al primo anno. Poi seguono, vediamo anche Luca Fregata e via via tutti quanti gli allievi al secondo anno, più grandicelli. Con il 7 abbiamo visto Stefano Sacchette, con il 13 leggermente attardato Engele, poi abbiamo visto anche Sanin leggermente più indietro. Questi sono gli allievi al primo anno. Battistrada, Rosario, Federico Brafa, Melavi, Tirano Bike, con il 13 che sta cercando di raggiungere o perlomeno di avvicinarsi a Travella e Fantini per quanto riguarda gli allievi al secondo anno. Eccolo qua, Luca Fregata, con il dorsale 2 Mattia Stenico, eccolo qua. Certo che Fantini Cristian sta andando veramente con la marcia veramente trionfale. Pare che l'unico a tenere un po' testa è Nicola Stravella, che lo vediamo con la maglia intanto di leader della classifica del Mastercross, che fa una fatica tremenda a stare in piedi. Guarda che qua non è che siano finiti i corridori, è che qua veramente guardate che pendenza e che baricentro devono avere. Devono allungare la gamba destra, che poi fa più attrito ma è più debole nello staccarla da un terreno che tiene, cioè che avvolge la scarpa. Quindi questo è il ciclocross, voglio dire, ce lo rende popolare, ci rende il sacrificio commovente di questi ragazzi, e a noi questo piace. Non è che vogliamo fare i fenomeni, però certo che vedere queste fasi di corsa anche a piedi a me commuovono molto, mi danno il significato dello sforzo, veramente del gesto atletico, dell'attenzione, con la cura di prendere le cure senza andare troppo forte né troppo piano. Pensate anche come terapeutica e come anche, diciamo così, come può insegnare anche a questi ragazzi un domani che prendono la macchina a quello che è la prudenza, al saper che non si deve usare troppo. È veramente, posso dire soltanto che fa bene non allo sport in sé, ma fa bene anche allo spirito e alla crescita dei ragazzi. Bene ancora Fantini, Travella, Fregata, Stenico, Montagnier sono i leader, diciamo quasi incontrastati, top 5 di questa gara, mentre per quanto riguarda gli allievi al primo anno, bene Fabro, bene Vacher, bene Duregon, però Duregon e Brafa pare facciano una gara a sé stante, visto che hanno un bel margine di vantaggio sul terzo, che è Luca Vacher, il quale sta cercando di diciamo così avvicinarsi. Intanto questo è Duregon, Pietro, che sta andando via con il suo passo, ancora leggermente vicino, e ancora, poi abbiamo visto Brafa, poi dopo ci sono gli allievi al secondo anno, cioè qui stiamo parlando degli allievi del primo anno, dove Brafa e Duregon stanno facendo gara a parte. Tanto poche nuvole, cioè nuvole grosse ma speranzose di bella giornata, sono Vittorio Veneto, come Cristian Fantini è speranzoso, anzi certissimo di aver vinto qua la terza prova del Mastercross su Nicola Stravella. Lo vediamo che passa in questo momento. Terzo è Luca Fregata col dorsale 13, ottima la sua gara, a 1 minuto e 14, per cui Fantini Travella a 5 secondi. Poi dopo arriva Fregata Luca. Per quanto riguarda poi dopo le posizioni di rincalzo, abbiamo in questo Mattia Stenico col dorsale 4, seguono Montagnier, Gheroni, Sacchette, Bertini, Dalla Torre e Paludignac. Per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, vince Brafa Federico Rosario,
dorsale 51 vince Brafa, Duregon, che lo vediamo adesso in seconda posizione, Vaccherluca in terza. Ci scusiamo, ma non abbiamo Brafa nelle immagini, per cui la classifica è Brafa, Duregon, Vacher, Fabro e Carli. Questo è il podio, questo ce lo abbiamo con Fantini, Travella, Fregata e con Brafa, Duregon e Vacher. Vediamo, archiviata anche la pagina degli allievi primo e secondo anno. Adesso andiamo con le donne allieve e le donne esordienti, che va a chiudere la giornata di Vittorio Veneto con la terza prova del Master Cross. L'appuntamento chiaramente con Faè, dove ci sarà la diretta il giorno dell'Immacolata, oramai una data quella strategica e comunque sempre quella, quindi un appuntamento fisso già da tantissimi anni. Partono le donne allieve in questo momento, vediamo come questa lingua di terreno non ci sia neanche un po' più di asfalto, è tutta terra battuta, veramente un percorso che, a detta di tutti coloro che hanno partecipato, hanno detto un percorso magico, un percorso meraviglioso, certo un percorso esigente, dove qua oggi gli atleti hanno dovuto capire che insomma Vittorio Veneto ha un'asticella, diciamo, nei percorsi, diciamo così, nei percorsi più importanti, più, diciamo così, anche tecnici, più completi. In Vittorio Veneto trovano veramente un accasamento particolare, per quello dico, uno come Giacomo Salvador nel Veneto dovrebbe essere ancora punto di riferimento per andare a insegnare anche a come fare, tracciare i percorsi. La sua esperienza è veramente tanta, per cui è un dispiacere non poterlo vedere su tutti i campi di cross, perché quel valore aggiunto anche potrebbe insegnare a qualcuno e farlo appassionare, e ce ne sono tanti ragazzi che si appassionano a questo sport. Tanto abbiamo visto le donne allieve con lì davanti la Bulegato, la Cabetai, la Perussin, Ferri, Lanfranchi, Montagnier, la Coluccini, queste sono un po' le solite che fanno gara. Per quanto riguarda le donne esordienti, vediamo adesso le prese con questi salti, bravi Pellizzotti, Giorgia, la Mitan, Giulia, Magdalena, poi abbiamo Nicole Canzian, Camilla Murro, Petri Carlotta, Caligari Zannarita e Casagrande Arianna. Ancora vedete come ci si incatrama, ma d'altronde questa è certo, se tante volte diciamo non avesse piovuto questo non sarebbe caduto, grazie, ma anche Alice Bulegato può cadere, perché queste sono anche le asperità del tempo. Il tempo disegna anche, diciamo, l'organizzatore può disegnare un tracciato, diciamo così, più o meno tecnico, poi chi lo disegna completamente, chi gli mette i ritocchi giusti è proprio il tempo. Se piove o se avesse piovuto, anzi se non avesse mai piovuto avremmo un terreno quasi da mountain bike, e invece ha piovuto e abbiamo un terreno da ciclocross. Il ciclocross lo determina il tempo, punto, è a capo, punto e a capo. Bene, queste immagini abbiamo la Montagnier Martina, che è leggermente in ritardo rispetto alle battistrada, che abbiamo detto con l'Alice Bulegato di un po' davanti, che sta veramente dettando tutte le regole. Intanto la Colucchi, poi abbiamo la Guirciardaz. Li nominiamo un po' tutte queste atleti, vogliamo nominare, cercare di farle vedere quanto più possibile tutte, perché come si dice, il sacrificio per tutte quante uguale. Ancora Alice Bulegato alle prese con questa piccola asperità, inseguita da Cabetai, vediamo come casca, intruppa un po' tutti, ne approfitta un po' la Perusini e forse la Ferri, però certo che non è facile, anche perché bisognerebbe arrivare con una certa velocità, riuscire a scendere di bicicletta tipo alla Fruet o alla Beppo dal Grande, o decidere di farla tutta a piedi senza, ecco, diciamo prima, pensate alle biciclette a che attriti devono sopportare, e per questo che dovete stare attenti quando andate a comprare le biciclette, perché queste qua sono biciclette fatte per resistere, e quindi anche qua è un po' come la Formula 1, il ciclocross, testa le biciclette anche per i costruttori che fanno biciclette su strada, perché qua il freno a disco abbiamo capito tutti che era più importante usarlo, e poi dopo anche la strada, chiaro, con delle polemiche, però è un diciamo
alzare l'asticella per quanto riguarda le innovazioni tecniche come la forcella dritta, e perché no come il carbonio, e perché no e tante quante le innovazioni come i cambi elettronici ci stanno, e come la Formula 1 bisogna sempre sperimentare e dare un prodotto non nuovo ma sinceramente migliore dell'altro, e in questo la bicicletta, come scoperte, ragazzi miei, ne ha esattamente come la Formula 1, credetemi, perché una bicicletta costa cara, non avete idea, tante volte non abbiamo idea di quello che comporta 2 pedali, una ruota e un manubrio. Certo, è detta così sembrerebbe, ma anche le macchine, ci sono macchine che costano tante almeno, ci sono pure le macchine a pedali che costano un tubo, quindi cerchiamo di essere un po' più, diciamo, un po' più educati e rispettosi nel mondo ciclo, perché è un mondo che merita tutto il rispetto di questa terra, perché è fatto di grandi appassionati, di grandi costruttori. Abbiamo sentito Colnago, che personaggio che è, ragazzi, la storia, 90 anni, ha costruito la storia d'Italia delle 2 ruote, poi insieme a tanti altri, per cui voglio dire rispetto massimo per loro e per questi ragazzi che comunque adoperano, sfruttano, e come anche gli amatori comprano molto, e quindi rispetto anche per loro. Ancora in sella la Cabetai, la Perussin, abbiamo visto l'Alice Bulegato, e poi ancora Lisa Ferri, che è là che non molla di 1 centimetro, ha recuperato tantissimo, sta facendo una garona perché aveva perso più di 1 minuto. E ancora qua vediamo una bella volata, ed è proprio l'Alice Bulegato che va a vincere su Nelia Cabetagi, perché ha fatto una volata incredibile. Bianca Perussin la vediamo in terza posizione, e vediamo se la Lisa Ferri riesce a mantenere, eccola qua, la quarta posizione, dovrebbe anche mantenere la maglia. Brava Elisa Ferri. Seguono Lanfranchi, Montagnier, Coluccini, Guicciardaz, Pascucci e Bassignana. Per quanto riguarda le donne abbiamo Bravi, Pellizzotti, Mitan, Canzian, Murro, Patris, Calligaris. Questo è il podio delle donne allieve e le donne esordienti. Da Vittorio Veneto è proprio tutto, e guardiamo anche tante belle facce e anche Igino Micheletto. Dalla neve di Vittorio Veneto linea di nuovo allo studio. Ben rientrati amici di Scratch. Per chi ha sempre qualcosa da dire, dico sempre che chi vuole criticare il ciclocross, è giusto criticarlo se sono delle critiche positive, ma dalla scrivania, insomma, la credibilità si perde parecchio, per cui bisogna sempre un po' sporcarsi, come dicevo, le scarpe, andare a vedere cosa succede in quei campi, poi dopo, quando si è riusciti a stappare la bottiglia di champagne o di prosecco o di spumante, per capire quanta energia ci va per staccare la scarpa dal fango, ecco, decuplicatela per 1000, ed è la fatica che fanno i ciclocrossisti ogni volta che alzano un passo, per cui stiamo parlando di un ciuffolo. Ma voglio parlare di Italia Nuova, perché Borgo Panigale, una società storica nata nel 1956, che a Zola Predosa, in provincia di Bologna, c'è stata una presentazione, un po' di festeggiamenti da parte di Tresca Transformer, perché tu li conoscerai bene, perché fanno dei camion meravigliosi per tutte le squadre. Quindi un punto di riferimento. Come spesso succede quando ci sono grandi organizzatori, grandi dirigenti, si crea veramente quel connubio quasi indiscindibile, e quindi bene, abbiamo mandato il nostro operatore che è andato a sfrugugliare un po', qualche intervista anche a Filippo Baroncini, con un po' di gente che ha parlato di questa bella società. Insomma, gustatevela, perché è una bella presentazione. Zola Pedrosa, un piccolo comune della città metropolitana di Bologna, tiene a battesimo il 20° anno di attività
dell'azienda Tresca Trasformazioni, la quale realizza veicoli speciali su bus, camion, ammiragli e furgoni, nuovi e usati di tutte le marche. È azienda questa molto nota nel mondo delle due ruote, infatti da oltre 20 anni sono impegnati nella progettazione e costruzione di mezzi su misura dotati di ogni comfort per atleti e staff tecnico di livello internazionale. Occasione questa per rilanciare alcune eccellenze che riguardano le società sportive e gli allori che hanno saputo esprimere in lunghi anni di militanza. Infatti oggi raccontiamo Italia Nuova Borgo Panigale, società nata nel 1956 che oggi festeggia il campione del mondo Filippo Baroncini, recente campione del mondo Under 23 nella gara in linea al Mondiale delle Fiandre. Una occasione per consolidare rapporti sempre più forti con la politica, l'imprenditoria e le società che investono sempre più risorse a favore del ciclismo. Sì, oggi è una giornata importante perché la mia azienda, che si occupa di allestimenti di veicoli speciali e soprattutto quelli sportivi e in particolar modo per il ciclismo, oggi festeggia i 20 anni di attività e abbiamo voluto festeggiarla insieme al campione del mondo Under 23 Baroncini e insieme all'Associazione Italia Nuova, un team juniores che cresce talenti. Proprio perché è molto importante anche per noi imprenditori supportare, farci vedere e condividere insomma quello che è il nostro pane quotidiano, cioè il lavoro e quello che ci dà lavoro, lo sport e anche delle belle soddisfazioni. Possiamo dire che la zona industriale di Zola Predosa ci regala sempre delle grandi eccellenze. Non saprei definire, dopo 2 anni e mezzo di mandato, quale sia la vera eccellenza di Zola. So che in questa festa oggi per i 20 anni di Tresca stiamo così ammirando dei veri capolavori di ingegno e di creatività, trasformare dei pullman proprio per essere al servizio dei nostri atleti, quindi il connubio tra attività produttive, sport e anche attività sociali che questi eventi portano con sé è davvero per noi importantissimo e anche l'amministrazione di Zola vuole sostenere questi progetti e quindi insomma congratulazioni all'azienda per i primi 20 anni di attività. Lo sport ha questa grande capacità di unire tanti mondi, oggi parliamo di imprenditoria e devo dire che sono molto contenta di essere qui. Ho conosciuto una realtà come questa dal punto di vista industriale e lavorativo che non conoscevo e ho avuto il piacere anche di vedere che chi si occupa di una realtà imprenditoriale così importante vive e ha vissuto e continua a vivere il mondo dello sport con grande passione, proprio perché, lo dico spesso, lo sport aiuta davvero la formazione anche delle persone, anche per me è così. E essere qui oggi per festeggiare grandi risultati sportivi è un segno di importanza che il Comune di Bologna e l'attenzione che dimostriamo a tutte le discipline sportive. Oggi parliamo di ciclismo, ma come ho avuto modo di vedere parliamo anche di trasformazione, di accessibilità dei mezzi, quindi credo che davvero dentro ci siano tante cose che ci permettono attraverso lo sport di essere condivise. Mi unisco a tutti quelli che sono gli auguri e le congratulazioni per questa azienda che è di nicchia ma specializzata e conosciuta in tutto il mondo e che tra l'altro porta il nome anche della nostra città di Zola Predosa proprio in tutto il mondo. Il connubio con lo sport è importante perché lo sport è passione, quindi riuscire a legare un marchio, un brand alla passione vuol dire farlo durare e aggiungergli valore, quindi è una grande operazione che credo e spero possano fare in tanti. Tresca Transformer lo ha fatto diventando leader e quindi questo è una ragione in più insomma per fargli un grande applauso. Tanti gli ospiti, tra cui Marina Romoli, l'atleta di Recanati, nata il 9 giugno del 1988, ex ciclista su strada e pista, vice campionessa del mondo in linea tra le juniores nel 2006. Nel 2010 purtroppo un grave incidente la allontanò, facendole perdere l'uso delle gambe, costringendola su una sedia a rotelle. A seguito dell'incidente lei e altri collaboratori hanno fondato la Marina Romoli Onlus, una
organizzazione di volontariato senza fini di lucro che ha lo scopo di finanziare la ricerca perché trovi una cura alla lesione del midollo spinale. Sì, Leonilde era una tra le mie migliori amiche. Ci siamo conosciute proprio a un evento di beneficenza che ho organizzato con la Marina Romoli Onlus e da quel giorno non ci siamo più lasciate perché lei ha questa filosofia di vivere lo sport che ho subito, diciamo, sponsorizzato anche da parte mia perché è questo che rende bello lo sport, cioè unire la solidarietà, l'imprenditoria, la voglia di farcela e anche il sostegno ai giovani e a coloro che comunque si hanno la passione nel sangue, la passione per il ciclismo. Quindi, e poi sappiamo che lo sport è una palestra di vita, ci forma nel carattere e oltre a farci diventare magari dei grandi atleti e dei grandi appassionati ci rende anche delle persone migliori. Quindi oggi siamo qui per festeggiare Leonilde e quello che lei ha creato e che creerà perché lei non si ferma mai. La giornata è proseguita con piacevole ritmo, dove gli invitati si sono alternati in simpatici siparietti, raccontando alcuni aneddoti. Noi abbiamo avvicinato alcuni atleti che hanno vestito la casacca della società Italia Nuova, Borgo Panigale. Sì, oggi è una giornata di festa anche per questo, soprattutto per questo, perché diciamo che per una società come la nostra, una realtà come la nostra, avere contribuito, perché comunque Baroncini è cresciuto anche nelle nostre file, è stato fatto crescere in maniera continuativa, ha seguito gli insegnamenti e poi indubbiamente è un ragazzo con delle qualità eccelse perché l'ha dimostrato, però per noi è importantissimo perché è quello che ci dà la spinta, il morale ce lo danno queste cose e quindi per noi è, come si dice a Bologna, è tanta roba. Anche il commissario tecnico Marino Amadori era tra gli ospiti della presentazione, il quale ci racconta di come Filippo Baroncini ha cominciato ad incuriosirlo come atleta. Sentiamolo. Innanzitutto penso che sia un lavoro che parte un po' da lontano, nel senso che è un ragazzo che praticamente già l'anno scorso, praticamente nel 2020, avevamo già iniziato a tenerlo sotto osservazione perché correva in una squadra continental come la Beltrami, faceva certe gare nel mondo dei professionisti e in alcune gare abbiamo visto delle belle prestazioni. Quest'anno sicuramente siamo partiti praticamente da lontano, a febbraio abbiamo fatto i primi test su a Montichiari, abbiamo testato anche il buon Filippo, abbiamo visto dei buoni valori, delle buone basi, dal di lì siamo partiti. Fino al Giro d'Italia praticamente ha fatto un'attività con la propria squadra, con la Colpa, che hanno lavorato molto bene, praticamente dal Giro d'Italia in poi. Abbiamo messo nel mirino il campionato del mondo perché era un percorso adattissimo alle sue caratteristiche, abbiamo fatto i vari avvicinamenti con le varie Coppe delle Nazioni, con il Tour dell'Avenir, con i ritiri in quota, abbiamo lavorato sia a strada e cronometro perché penso che sia basilare per un ragazzo come lui continuare il lavoro sulla cronometro e non è a caso che ha fatto questa azione a 6.000 metri dall'arrivo, quei lavori che ha fatto a cronometro se li è proprio trovati in un finale del mondiale. È innegabile che l'ospite d'onore fosse proprio lui, quel Filippo Baroncini, quel campione venuto da lontano che ha sbancato al Mondiale delle Fiandre facendoci vivere una emozione inimmaginabile. Innanzitutto ringrazio Tresca per questa bellissima festa e sicuramente anche l'Italia Nuova. È appunto stata la squadra dove ho militato da juniores, sicuramente un passaggio importante dove loro mi hanno permesso di crescere con molta calma e con i giusti passi. Questo qui è stata un po', diciamo, la chiave del mio percorso, perché crescere con persone comunque che ci tengono a te e non guardano soltanto al numero di vittorie vuol dire che puntano alla maturazione del ragazzo e così è stata. Passerò con la Trek Segafredo e sicuramente passerò con degli occhi un po' differenti rispetto a prima del mondiale, però sono consapevole dei miei mezzi e cercherò di fare il massimo fin da subito. Sicuramente mi metterò a disposizione dei miei compagni, della mia squadra, perché comunque il passaggio è molto grande e ci sarà tanto da crescere anche lì, però magari cercheremo di ricavarmi qualche piccola soddisfazione fin da subito.
Ben rientrati amici di Scratch, cara Ilenia. Abbiamo ancora il Giro d'Italia di ciclocross e io sono incacchiato nero. Perché? Perché volevi essere in Puglia, anch'io volevo essere in Puglia. Avrei voluto tanto andarci, tanto volentieri, anche per un altro motivo che è mio personale, però la Puglia ce l'ho nel cuore, poi Mattinata vuol dire Gargano, vuol dire Manfredonia, io li conosco tutti quei posti, ma centimetro per centimetro, e posso dire che con una certa invidia, una bonaria invidia che ho con gli operatori, con Fausto Scotti, sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Per cui anche questo, il Giro d'Italia di ciclocross, io so che ci sono tante polemiche, e a me sinceramente le trovo stupide, uno contro l'altro e questo, a me piace che si organizzi. Questo Giro d'Italia di ciclocross mi pare serio, quest'anno, tu dici lo scorso anno, lo dico anch'io, ha salvato il ciclocross Fausto Scotti, ed è oggettiva la cosa. È oggettivo, non si può dire altre. Quest'anno sta facendo molto bene, poi i percorsi possono essere per carità più belli, meno belli, però alla fine vincono sempre quelli che hanno gambe. Quello sicuramente, ma tra l'altro io ho visto già un po' le immagini, una location spettacolare, si potrebbe pensare di fare Ma quanto bella è l'Italia. uno step in più. La Puglia ci ha regalato negli ultimi anni degli scenari fantastici, c'è tanta voglia anche di organizzare, c'è tanta voglia di correre. La Puglia, ricordiamo che ha dato i natali a Vito Di Tano, quindi comunque è una terra legata al ciclocross, e io ho sempre questo sogno di vedere un'altra volta una tappa di Coppa, magari come è stato quell'anno di Monopoli o il mondiale, perché comunque anche noi abbiamo la sabbia, cioè anche noi potremmo avere una Zonoven. Certo. Ma come dice Giacomo Salvador, anche da un percorso piatto si possono creare comunque delle asperità. Già se tu metti tanta sabbia diventa molto impegnativo. Certo. Quindi poi tra l'altro quella zona lì del Gargano è anche difficile perché c'è sabbia, ci sono ciotoli, quindi è un tracciato. Visitate tutto il Gargano, perché sulle spiagge pensate potete passeggiare con le bolle calde che ti scaldano e ti fanno dei massaggi. Mamma quanto è bella la Puglia, ma quanto è bella l'Italia. Poi io posso dire una cosa, ho invidiato tantissimo Christian Bomma perché ha postato di quei piatti che avrei mangiato la mattina alla sera. Guarda, hanno postato non soltanto dei piatti, anche roba sopraffina, le orecchiette con le cime di rapa. Insomma, ogni regione d'Italia ha qualcosa di fenomenale. Giro d'Italia di ciclocross, andiamo con le categorie amatoriali e giovanili, chiaramente la cronaca dei professionisti Open e degli junior vanno in Rai, e per cui noi facciamo un piccolo passo indietro, ma siamo contenti perché comunque per noi è fondamentale far vedere ai ragazzi come corrono, e così possono anche semmai scoprire qualche volta qualche difettuccio e poterlo correggere. Assolutamente sì, via la clip, ricordiamo, organizzazione a cura del Team Bike Terenzi, che ha fatto un po' di strada per organizzare, è andato in Puglia. Mattinata è uno dei luoghi più interessanti del Gargano, grazie anche alle acque cristalline del mare. In una distesa di oliveti, mandorli e fichi d'India degradanti verso il mare sorge il bianchissimo paese di Mattinata, derivata dall'antica Matinum, è edificata a strati e gradoni ricavati dalla roccia su due colline, Castellacelo e Coppa della Madonna. Mattinata può vantare una delle più belle spiagge del Gargano, chilometri di ciotoli levigati da un mare cristallino, da dove partire in barca per visitare le numerose grotte, cale e spiaggette accessibili solo dal mare. I faraglioni di Baia delle Zagare, la spiaggia di Vigna Nautica e quella di Mattinatella sono meravigliose realtà di questa straordinaria natura. La bellezza del luogo, l'ospitalità dei suoi abitanti e le moderne strutture turistiche fanno di Mattinata una delle mete turistiche più apprezzate in Italia. Intanto in questa quinta tappa del Giro d'Italia ciclocross che si svolge nella straordinaria realtà di Mattinata, andiamo con la partenza dei Master Fascia 2 con Massimo Folcarelli che ha la maglia rosa saldamente sulle spalle. Al via anche le Master Women e Sabrina Di Lorenzo, la leader incontrastata di questa categoria.
Abbiamo visto la partenza, poi l'ingresso sulla spiaggia per i ciclisti della categoria Master fascia 2. Vedete Folcarelli sta guidando il gruppo, le nostre immagini che ci offrono una panoramica sulla spiaggia, sui ciottoli della spiaggia di Mattinata. I ciclisti stanno per uscire dal tratto più impegnativo di questo percorso. In questo momento Massimo Folcarelli è al secondo posto, è ritornato in testa in questo momento. Folcarelli, che ha conquistato i successi in tutte le 4 precedenti prove del Giro d'Italia Ciclocross. Mattinata, che è il primo dei 2 appuntamenti in terra pugliese. Il prossimo sarà in quel di Gallipoli. Ancora le immagini sul percorso di gara. Abbiamo visto in precedenza Donato Capitaneo che si è affacciato nelle prime posizioni del gruppo, mentre continua a guidare Folcarelli che si sta avvicinando al termine del primo giro del tracciato di gara solitario. Al comando Massimo Folcarelli, il portacolori della Race Mountain. Folcarelli, dominatore di questo Giro d'Italia Ciclocross per quel che riguarda la categoria Master fascia 2. Lo vediamo inquadrato in questo momento, il portacolori della Race Mountain Folcarelli, che è transitato in zona traguardo, dunque concluso il primo giro di gara. Intanto con il drone i nostri operatori ci offrono le splendide immagini della spiaggia e del mare di Mattinata, località ideale per venire a trascorrere le vacanze estive. Massimo Folcarelli continua a forzare il ritmo anche sulla spiaggia in ciottoli per andare a conquistare questo quinto successo consecutivo. È un Massimo Folcarelli che non ha avuto rivali in questo Giro d'Italia Ciclocross, almeno sino a questo momento. Ha cercato sempre di conquistare il successo assoluto, mentre attenzione perché è inquadrata Sabrina Di Lorenzo, leader della categoria Master Woman. La vediamo impegnata lungo il tracciato di gara nella parte erbosa tra gli olivi. Siamo ormai alle battute finali con Folcarelli che è lanciato verso la conquista del successo in questa quinta frazione di Mattinata. Ultime curve per Massimo Folcarelli, tra poco andrà a cogliere il quinto successo in questa straordinaria rassegna tricolore del Giro d'Italia Ciclocross. Qualche battuta con i suoi avversari per Massimo Folcarelli, che va a tagliare il traguardo insieme ad uno dei ragazzi del Race Mountain Folcarelli. Dunque il successo di Massimo Folcarelli davanti a Biagio Palmisano, Luigi Carrer, Alberto Laloni, Sandro Gentili, Nicola Loda, Donato Capitaneo, Gilberto Canciani, Stefano Gentili. Questo è invece la classifica con Massimo Folcarelli, 5 successi su 5, che ha in classifica ben 150 punti. Il successo di Sabrina Di Lorenzo della Pro Bike Riding Team, Sabrina Di Lorenzo che precede Eleonora Valluzzi, Sabrina Di Lorenzo che guida la classifica con 142 punti davanti a Mariangela Roncacci che di punti ne ha 48. La pioggia si fa sentire, la premiazione dei Master fascia 2 con
Massimo Folcarelli, che è salito sul primo gradino del podio, così come Sabrina Di Lorenzo, che veste la rosa della Master Woman. E dopo i Master Fascia 2, le donne, è la volta della categoria G6, insieme a loro gareggia anche Daniele Peschi. Vediamo le immagini dei ragazzi della categoria esordienti e G6, questi saranno i ciclisti in gara. Tra poco avverrà la partenza della prova, le immagini sul drappello dei partecipanti a questa quinta prova del Giro d'Italia Ciclocross, che si tiene nello straordinario contesto naturale di Mattinata, un percorso tracciato tra gli olivi e il mare, una splendide realtà di questa straordinaria regione. Abbiamo la partenza degli esordienti con l'accesso al tratto che conduce al mare. I ciclisti entrano nella zona della spiaggia, costituita da ciotoli, da sassi levigati dal mare. Vediamo ancora la prospettiva del gruppo che si allarga, ognuno sceglie la propria traiettoria, quella che più si confà alla sua attività, alla sua possibilità di spinta. C'è chi sceglie di portare la bici in spalla, c'è chi si avvicina alla battigia per tentare di pedalare ancora dopo l'ingresso nella spiaggia. Alle scale guida la corsa Nicola Cerame della Castellettese Cicli Varzalona, lo abbiamo visto inquadrato al comando nel rettilineo in mezzo agli ulivi, e ancora Cerame a guidare, seguito dalla maglia rosa Gregorio Acquaviva. Dunque Nicola Cerame, che ha preso le redini della gara, si è portato in testa sin dalle prime battute ed ora sta guidando la gara. La partenza della categoria G6, poi ci sarà la partenza di Daniele Peschi, accompagnato dalla sua straordinaria guida Vanessa Casati, che è anche una delle organizzatrici di questa quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, che si tiene sotto l'egida della Federciclismo. Ancora le immagini, vediamo, dei ciclisti della categoria G6 che stanno affrontando il tratto di mare. Dicevamo, organizzazione curata dagli uomini della scuola di ciclismo Franco Ballerini insieme al team Terenzi. C'è la partenza intanto di Daniele Peschi, che ha preso il via accompagnato da Vanessa Casati. Daniele Peschi che entra nella zona di spiaggia. Intanto torniamo con la prova degli esordienti. Abbiamo al comando sempre Cerame, che ha conquistato un buon margine di vantaggio su Acquaviva. Al terzo posto c'è Vincenzo Carosi. Questa è la situazione per quel che riguarda la prova degli esordienti. Poi abbiamo la categoria G6 e Daniele Peschi accompagnato da Vanessa Casati. Ci siamo, il passaggio in zona traguardo per il battistrada che va dunque a terminare il giro. Poi lo vediamo lanciato sulla sabbia mista a ciotoli di Mattinata, si sta portando verso le scale, ma attenzione perché intanto in seconda posizione si è portato Carosi che precede il Acquaviva in questo tratto della spiaggia. Avete visto
che Carosi è riuscito a superare Acquaviva ed ora è il primo inseguitore alle spalle del battistrada. Anche Daniele Peschi sta affrontando il tratto di spiaggia con la bici in spalla, preceduto da Vanessa Casati che lo sta guidando in questo percorso di mattinata. Andiamo con il leader incontrastato della prova, Cerame, che continua a dar vigore alla sua azione. In seconda posizione, come avevamo già in precedenza sottolineato, si è portato Carosi, che dunque è lanciato verso la conquista della terza posizione. In maglia invece rosa troviamo il leader Acquaviva. Il successo per quel che riguarda la categoria esordienti di Cerame, in seconda posizione chiude Carosi e poi troviamo gli altri protagonisti della prova, il successo di Nicola Cerame della SC Castellettese Cicli Varsalona, gli altri protagonisti della prova esordienti, la classifica di tappa, vittoria di Nicola Cerame davanti a Vincenzo Carosi, al terzo posto Gregorio Acquaviva che è scavalcato da Nicola Cerame, che è il nuovo leader della classifica esordienti con 126 punti. Per quel che riguarda invece i G6 c'è il successo di Giovanni Bosio, che si aggiudica la manifestazione, la volata intanto per la conquista del secondo posto. Tra le ragazze Yolanda Sambi va a conquistare il successo nella categoria G6, chiude anche Peschi insieme al suo mentore, alla sua guida, Vanessa Casati, a colei che lo sta portando verso la conquista della maglia finale di questo Giro d'Italia ciclocross. Si chiude con la premiazione di Peschi, dei protagonisti della categoria esordienti e della categoria G6. E allora ci siamo con la partenza dei Master fascia 1 e Caracciolo in maglia rosa azzurra che sta guidando questa fascia riservata alle categorie amatoriali. L'ingresso nella spiaggia, infatti c'è Caracciolo che ha avuto qualche problema nell'affrontare la prima curva. L'ingresso nella spiaggia per gli amatori della Master fascia 1, li vediamo inquadrati in questo momento che entrano nella spiaggia. Vedete i primi ciclisti della Master fascia 1 scelgono di continuare la loro prova sulla sabbia e che richiede comunque uno sforzo ulteriore, soprattutto in termini di distanza. Poi devono risalire per andare ad affrontare la scalinata, mentre gli altri seguono la linea del ciotolato per andare a guidare la loro prova. Primo sulle scale Francesco Acquaviva, intanto vediamo patron Claudio Terenzi con Daniele Peschi. Attenzione perché siamo a metà corsa e al comando si è portato Antonio Macculi, seguito da Caracciolo. Chiudendosi così la corsa, Macculi sarebbe la nuova maglia rosa del Giro d'Italia ciclocross. Andiamo con le immagini del gruppo dei protagonisti di questa quinta tappa del Giro d'Italia ciclocross. Per quel che riguarda i Master fascia 1, il Gran Premio Città di Mattinata, che è ospitato nella città, guidata da Michele Bisceglia, il sindaco di Mattinata. Il percorso di gara è tracciato all'interno della proprietà del ristorante Giardino del Monsignore. L'organizzazione tecnica
è curata dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini in collaborazione con il Team Bike Terenzi e naturalmente sotto la supervisione della ASD Romano Scotti che dà vita al Giro d'Italia Ciclocross. Vediamo tanto il presidente della scuola ciclismo Franco Ballerini. Andiamo con l'epilogo della prova della categoria Master Fascia 1, la vittoria di Macculi che va a conquistare il successo e dunque si porta al comando della classifica dei Master Fascia 1 grazie a questo straordinario successo. Ultima gara della mattina, al via ci sono gli allievi del secondo anno seguiti dagli allievi del primo anno, donne allieve e donne esordienti. Gran Premio Città di Mattinata, quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, l'organizzazione curata dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini in collaborazione con il Team Bike Terenzi e la SD Romano Scotti che supervisiona anche questa quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross Gran Premio Città di Mattinata. C'è subito una caduta alla partenza della prova degli allievi del secondo anno, altra caduta anche nelle prime curve del tracciato di gara, poi si entra nella spiaggia. Ancora le immagini dei ciclisti della categoria allievi secondo anno che affrontano il tratto in spiaggia tra ciottolato e sabbia, il tratto che ha caratterizzato questa prova. Siamo alle scale ed è un testa a testa tra Bonafini e De Longhi. Questi sono i primi due ciclisti al comando, i due ciclisti che guidano questa prova degli allievi del secondo anno. Poi vediamo il resto del gruppo che è entrato nella seconda parte del tracciato di gara. Partono gli allievi del primo anno, c'è subito il portacolori della Team Piton che sta guidando la prova, le prime curve per poi accedere al tratto in spiaggia con il ciottolato e la sabbia. Vedete i ciclisti della categoria primo anno che vanno ad affrontare gli allievi del primo anno che vanno ad affrontare questa prova. Partono donne allieve e in maglia rosa c'è Arianna Bianchi che sta guidando la prova delle donne allieve. Anche in questo caso subito una caduta alla seconda curva prima dell'ingresso in spiaggia, una curva resa viscida dalla pioggia. È cambiata la posizione di testa per quel che riguarda il gruppo delle donne allieve e infatti Linda Sanarini a guidare, seguita da Sara Tarallo della Team Bike Terenzi. L'ultima partenza, donne esordienti, in maglia rosa c'è Elisa Bianchi, la vediamo inquadrata in questo momento, la leader della categoria. Elisa Bianchi che veste i colori della Team Piton. Avete visto il tratto reso scivoloso dalla pioggia con gli uomini della ASD Romano Scotti fermi a segnalare la pericolosità del tracciato di gara in quel punto. Al comando infatti c'è Elisa Bianchi, dopo aver affrontato il tratto in spiaggia, è Elisa Bianchi che comincia a guidare la prova
con una certa autorità la portacolori della Team Piton si è portata al comando. Testa della corsa degli allievi secondo anno troviamo un terzetto composto da Tommaso Bosio, Edoardo Bonafini e Stefano Viezzi. Questi sono i 3 uomini al comando che abbiamo visto inquadrati in precedenza, poi i più immediati inseguitori. Ricordo la quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, Gran Premio Città di Mattinata. Il tracciato di gara è stato disegnato all'interno del ristorante Giardino del Monsignore, del tratto esterno del ristorante trattino del Giardino del Monsignore. Attenzione, perché in testa alla categoria donne allievi c'è Sara Tarallo e per lei questa corsa ha un valore particolare perché la sua società, il Team Bike Terenzi, è coinvolta attivamente nell'organizzazione dell'evento. Dunque Sara Tarallo si è portata al comando, testa della corsa delle donne esordienti, con Elisa Bianchi che guida con grande autorità la gara. Vediamo inquadrata in questo momento la brava portacolori della Team Piton. Dopo la gara, la pulizia delle biciclette diventa fondamentale. Testa della corsa allievi secondo anno e prova ad allungare Bonafini, seguito a breve distanza da Viezzi e Bosio. Questa è la testa della categoria allievi secondo anno. Vedete la fatica che tutti i ciclisti stanno affrontando. Donne allieve e Sara Tarallo continua a guidare la corsa, l'abbiamo vista transitare in questo momento, seguita dalla maglia rosa. Una caduta appena l'ingresso nella zona della seconda parte del tracciato di gara. E intanto testa della corsa donne esordienti è sempre Elisa Bianchi della Team Piton a guidare la gara. Intanto abbiamo visto le altre protagoniste della prova, le immagini sulla spiaggia ancora con l'ausilio del drone che offre le straordinarie immagini della gara. Torniamo in testa alla gara dei secondo anno, è sempre il terzetto che abbiamo in precedenza elencato, Bosio, Bonafini e Viezzi, che sta guidando questa prova nella parte centrale della gara degli allievi secondo anno. Ancora le immagini sul tracciato di gara abbiamo lasciato il terzetto al comando di questa prova. Attenzione, perché esce ora dai box Arianna Bianchi, che si è portata al comando. Sara Tarallo è scivolata in quarta posizione. C'è da evidenziare un problema di Sara Tarallo, ma intanto andiamo con la coppia Rinaldoni e Sanarini, che seguono in seconda e terza posizione alle spalle della leader della prova. Dicevamo, Sara Tarallo, dopo aver superato il Covid, non riesce ad esprimersi nel migliore dei modi, soprattutto l'augurio di poter ritornare quanto prima in perfetta forma fisica e poter ambire ai successi che sicuramente merita la brava Sara Tarallo. Viezzi, attenzione, perché andiamo con la volata tra Viezzi e Bonafini. Viezzi è secondo, ma si può consolare con la maglia rosa-azzurra del Giro. Edoardo Bonafini vince davanti a Stefano Viezzi e Tommaso Bosio. Come
abbiamo già sottolineato. Dunque Stefano Viezzi della DP Giant 66 è il nuovo leader della categoria allievi secondo anno davanti a Nicolas Travella. Invece il successo di Riccardo Darios, che è la nuova maglia rosa azzurra del Giro. Riccardo Darios che si aggiudica la quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross davanti a Mattia Proietti Gaiardoni dell'Unione Ciclistica Foligno e Francesco Baruzzi. Per quel che riguarda invece la maglia rosa, Riccardo Darios resta al comando. Ultime pedalate per Arianna Bianchi, che consolida dunque la sua leadership nella classifica generale della categoria. Ancora vediamo le dirette protagoniste della bravissima Bianchi che ha chiuso la sua prova. Arianna Bianchi Guerciotti Development davanti a Linda Sanarini, Giulia Rinaldoni, Sara Tarallo e Valeria Travalsa. Arianna Bianchi dunque che guida con 134 punti davanti a Giulia Rinaldoni e Anita Baima. Ultime pedalate anche per Elisa Bianchi, che domina la sua prova e conquista un'altra bellissima vittoria. Elisa Bianchi, la portacolori della Team Piton, davanti a Nicola Azzetti, sua compagna di squadra. Terza posizione per Emma Scalorbi, al quarto Marta D'Incecco. Elisa Bianchi che guida con 142 punti davanti a Nicola Azzetti 122, e dunque una lotta in casa Team Piton per la conquista del successo finale in questa categoria. È il momento della prova promozionale che coinvolge i ciclisti delle categorie G1 e G6, le giovani speranze del ciclismo, del futuro del ciclismo pugliese. Tanto divertimento per i bambini che si misurano in un tratto naturalmente ridotto del tracciato di gara. Ricordiamo che mattinata è meta ideale non solo per gli amanti del mare, ma anche per i buon gustai che potranno deliziare i loro palati con l'ottima cucina garganica fortemente legata alle tradizioni locali. Ancora le immagini del tracciato di gara della prova promozionale riservata alle categorie G1 e G5, con cui si è chiusa questa quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, Gran Premio Città di Mattinata, organizzazione curata dalla scuola ciclismo Franco Ballerini, Team Bike Terenzi ASD Romano Scotti, e con il supporto dell'amministrazione comunale guidata da Michele Disceglia. Yeah, it really just comes alive once you leave the road. This place just feels fast. Floats over the rocks, slides into the sand. Super responsive bike. It's like a gravel dream, or a dream made of gravel. Really hooks up in the corners. Like one of those bikes that never says no.
matter what you throw at it. Siamo in chiusura amici, grazie per essere stati con noi, puntate lunghe e siamo contenti che ci seguite. Team Terenzi che quest'anno farà 3 tappe, 3 gare importanti, il Matteotti, Liberazione. Io credo che quelle sono persone straordinarie. Li aspettiamo qua, Oh, sì, Claudio, quando vuoi con Vanessa venite. Io li trovo straordinari e quando mi chiedono un qualsiasi cosa posso fare, io li aiuterei dalla mattina alla sera, perché sono persone straordinarie, dalla Casati, per quello che fa, per quello che realizza, Terenzi, per quello che fa, per quello che realizza. Ragazzi, bisogna avere piacere di conoscere persone e benedire queste persone, ma non benedire dall'alto dei cieli, benedire vuol dire parlare bene, perché io di sentir parlare male ne ho proprio le palle piene, è vero? Bisogna cominciare a parlare bene delle persone. Assolutamente, anche perché... Noi ci stanno negando il bello. E io questo che credo che sia la cosa più sbagliata di questi nostri tempi, la negazione del bello. Io non dico che il Rinascimento era soltanto bello, perché nel bello, anche nel Medioevo, c'era qualcosa di bello. Oggi il bello pare che sia diventato non fuori moda, ma addirittura qualcosa da nascondere. Più che altro oggi sembra che il bello sia un problema. Sia un problema, è vero. Questo è un peccato. Beh, guardate, io vi dico, noi siamo belli, io me la tiro. Scratch è bella, e me la tiro. Almeno ci proviamo. Ci sentiamo per la settimana prossima. Certo, settimana prossima puntatone dedicato al ciclismo femminile. Te lo non fai mancate. tutto da sola però. Arriva con un'ospitina Ma te la fai tutta da sola. che poi deve volare in Francia, quindi non mancate. Io non ci sarò settimana prossima, mi dispiace, ci sei te con le tue donne e a me va benissimo. Io riposo. A settimana prossima. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com.